Incontro col giornalista economico di Panorama e autore del libro Mani bucate, gli sprechi negli aiuti di Stato, Marco Cobianchi. Il libro ha scritto che la crisi economica è più una crisi di fiducia, cosa ne pensa? È una crisi di fiducia perché la fiducia è un valore economico, non è un valore solo morale. Fare affari, fare impresa, prestarsi il denaro, comprare materiali per la propria industria o per usarli presuppone il fatto che uno si fidi dell'altra persona. Perché secondo lei la crisi economica è più una crisi dell'anima che del conto corrente? È anche una crisi dell'anima ed è anche una crisi del conto corrente. La crisi dell'anima però è più profonda ed è più difficile da risolvere. È una crisi dell'anima perché in questa crisi c'è il grandissimo rischio che ci scanniamo tra di noi e che cerchiamo un colpevole pensando che risolto il problema di togliere di mezzo quel colpevole, che sia un grande imprenditore, un grande banchiere o un importante politico, abbiamo risolto i nostri problemi. Nonostante la crisi si può ancora sperare? Nonostante la crisi, ognuno di noi non può perdere la speranza che ognuno di noi ha dentro e che non ci verrà data né dal Fondo Monetario Internazionale né dalla Banca Centrale. O questa speranza ognuno di noi la coltiva quotidianamente oppure deve attendere che qualcun altro gli dia la ricetta giusta per uscire dalla crisi. Questa ricetta i più grandi premi Nobel del mondo la stanno cercando dal 2007, ma non c'è, perché la ricetta non viene da fuori ma viene da dentro.